Ben ritrovati dalla redazione. Un incidente con capotamento si è verificato in via Rossetti a Trieste all'incrocio con via Giusto dei Girardi. Due auto in sosta, una Volkswagen nera e una Honda grigia, sono rimaste danneggiate nell'impatto. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Stando alle testimonianze, il conducente sarebbe uscito dalla vettura autonomamente. A seguito di un caso positivo riscontrato nel territorio comunale di Muggia di febbre catarrale degli ovini Blue Tongue, anche in considerazione della presenza di oltre 30 focolai attivi nella provincia di Udine e Pordenone, la struttura complessa Sanità Pubblica Veterinaria di Asuggi ha predisposto alcune prescrizioni a cui gli allevamenti zootecnici situati nel raggio di 20 km dal focolaio devono temporaneamente attenersi. Da quando sono stati ripristinati i controlli alle frontiere in seguito alla sospensione temporanea di Schengen, la Polizia di Frontiera ha rintracciato sul territorio nazionale 4.787 migranti e sono state 1.694 le persone respinte al confine in quanto non in possesso dei requisiti per entrare in Italia. Lo hanno dichiarato i dirigenti della Polizia di Frontiera nell'ambito di una conferenza stampa. I controlli vengono eseguiti dal 21 ottobre 2023 prevalentemente sui 5 valichi principali della provincia. I dati sono stati raccolti fino all'8 settembre scorso per un periodo di 2 anni. Svolta storica per il mondo del calcio e per la Triestina. Il nuovo azionista di maggioranza è la società House of Doge, sezione operativa della Dogecoin Foundation, colosso mondiale nel settore delle criptovalute. Si tratta della prima operazione di questo genere nel calcio europeo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi probabilmente poco nuvoloso al mattino, in giornata variabile, con possibili rovesci temporaleschi, specie sulla pianura e fascia prealpina. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità in serata e soprattutto nella notte, peggioramento con piogge da moderate ad abbondanti, probabilmente anche intense e temporalesche, specie sulle zone orientali. Nella notte sulla costa possibile vento da ovest o sud-ovest anche sostenuto. Temperature minime in pianura fra 14 e 17 e sulla costa fra 17 e 20 gradi, massime in pianura fra 25 e 27 e sulla costa fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.